cantare c'è un limite, no? Arriverà il giorno, forse nella gloria. Ok, perseveranza, preghiera. La preghiera c'è la potenza di Dio, è o stile di vita, è quello che stiamo condividendo questa giornata. Dalle 9 stiamo qua in preghiera, dalle 9 stiamo vivendo questa esperienza con Dio. O senso della preghiera, la potenza di Dio, o senso di avere questo stile di vita di preghiera. E è quello che vogliamo condividere questa mattina. C'è un personaggio, 2 o 3 personaggi qua stupendi questa storia. Daniele, capitolo 6, versetto 11. Che cosa dice qua? Chi legge per noi? Allora? Trovarono Daniele, che cosa faceva? Pregava e invocava o suo Dio. La esperienza di vita di Daniele è un personaggio che anche lui ha vissuto tante esperienze difficili, conosciamo un po' la storia di Daniele, ma la sua esperienza era di pregare e invocare chi? Il suo Dio, Dio. O seu senso della preghiera è un stile di vita, il senso della preghiera è manifestare la gloria di Dio. Atti capitolo 16, 25. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila che cosa facevano? E loro stavano dentro di una chiesa, era un banchetto. Dove erano loro? Era in prigione. E che cosa facevano loro? Verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. È il senso della vita cristiana che è sempre un contrassenso del mio modo di pensare e di reagire. Quando eu comincio a vivere nella preghiera, io comincio a capire il senso della presenza di Dio, di questa intimità di Dio, e che cosa significa la volontà di Dio, e che cosa significa camminare con Dio. Loro, dentro di una prigione, che cosa facevano? Pregavano e dentro de uma prigione eu me lamento. Quando existe um momento difícil, eu me lamento. E loro estavam lodando a Dio. É perché avevano un'intimità esperienza con Dio. E o meu sonho hoje, in questa giornata, é que questo che stiamo vivendo oggi non sia un momento. La Chiesa deve avere un stile di preghiera, avere un stile di vita basato sulla preghiera, adorazione, intimità di Dio. Perché avere questo stile di vita? Non c'è l'altro modo di conoscere Dio se non è una vita piena di preghiera. Non c'è un altro modo di conoscere chi è Dio se io non sto in preghiera ogni giorno. Perciò i Tessalonicesi dice, pregare quando? Sempre. E il senso della preghiera è avere la conoscenza di Dio, intimità con Dio. E la Chiesa che viene oggi a pregare qua non può basarsi soltanto in questa giornata. È sempre in preghiera. É em máquina, é em casa, é no lavoro, minha intimità con Dio, é parlare con Dio, é ascoltare Dio. Perciò che il senso della preghiera è portare questa intimità con Dio. Perché quando nós stiamo cercando di cambiare una cosa, eu devo sapere che quando eu entro in preghiera, io vedrò che non è quella cosa che deve cambiare, sono io. Perché quando sto in intimità con Dio, io riconosco che la prima cosa a essere cambiata è la mia persona. Io devo avere questa vita di preghiera per conoscere il senso della potenza di Dio, la grandezza di Dio che trasforma, perché tante volte io perco la forza, io perco completamente la visione di Dio perché io non sto vivendo in preghiera. Noi siamo molto bravi, no? Adesso è iPhone, quale numero adesso? 6, tra poco viene 7, e noi sempre vogliamo avere la cosa più potente e la cosa più bella. Sì o no? La TV 50, 60, 80 pollici, non so che cosa, la macchina così, noi sempre vogliamo questo. E sarà che con Dio io non posso avere lo stesso desiderio? Sarà che io non posso desiderare questa potenza di Dio nella mia vita? Perché che noi desideriamo un prodotto qualsiasi che tra poco si rovina? Perché vogliamo desiderare una cosa stupenda, bella, che tra poco finisce? Perché vogliamo tante cose e stiamo perdendo di desiderare la potenza più grande che è la presenza del Signore e la potenza dello Spirito Santo di Dio. Chi cambia la mia anima? Lo Spirito Santo. Quale potenza che cambia la mia storia? È lo Spirito Santo
di Dio. È questa potenza di Dio che trasforma la mia vita. E noi stiamo trascurando il senso di avere questa intimità con Dio. Daniele stava in preghiera. Paolo e Sila stavano in preghiera. Gesù stava dove? In preghiera. E io, Caio, devo stare in preghiera per conoscere il senso della potenza di Dio. Noi vogliamo il controllo di tutto e stiamo dimenticando che è Dio che controlla la nostra storia, è la potenza di Dio che gestisce la mia vita. Scusate, Jonas, sto adesso ricordando di te a Natale quando abbiamo parlato qua giù, no? La tua storia, la storia di Clélia e la storia della tua famiglia. E quando una famiglia comincia a pregare, una chiesa comincia a pregare, dove è Jonas oggi? Dove è Clélia? Qua in chiesa. La potenza della preghiera transformou quella famiglia. E spero que continue transformando. Ossia, é o senso de vedere o quanto Dio è meraviglioso e stupendo che transforma qualsiasi persona nella preghiera, è la trasformazione, la potenza di Dio. E noi stiamo tante volte perdendo questo. L'essenza della Bibbia è basata sulla completa trasformazione delle persone. L'essenza di Cristo Gesù in terra è trasformare le persone. L'essenza della conoscenza di Dio è la trasformazione delle persone. L'essenza dello sguardo di Dio è la trasformazione dell'essere umano. Tutti noi abbiamo bisogno di essere trasformati e nella potenza di Dio. La prima persona a essere trasformata quando io prego sono io. Io ho bisogno di questa trasformazione in Cristo Gesù. Non c'è nessuna cosa che trasforma una persona che non sia la potenza dello Spirito Santo di Dio. E è questo Spirito che trasforma. Perciò che la presenza di Dio è potere, è potenza. La presenza dello Spirito Santo transforma, mi fa una nuova creatura. Ma quella persona oggi è così. Inserisce lo Spirito Santo, prega per quella persona. È lo Spirito Santo che porta un risveglio spirituale nella Chiesa. È la presenza dello Spirito Santo che porta un risveglio nella persona. Se una persona oggi sta vivendo l'apatia spirituale, è che manca la potenza dello Spirito Santo. Non manca niente. E non è un momento come oggi che trasformerà una persona, ma un stile di vita di preghiera ogni giorno, di una dipendenza di Dio che porterà a questa potenza dello Spirito Santo che trasforma una persona. Romani 1,16. Infatti, non mi vergogno dele, perché isso é Evangelho é la potenza di Dio. Evangelho è il potere di Dio. La croce di Cristo è il potere di Dio. E o sangue di Gesù, che staremo tra poco ricordando, è il potere del Evangelho, è il potere di Dio. La presenza dello Spirito Santo nella nostra vita è la potenza di Dio che transforma la mia vita. Se io non sto vivendo oggi una gioia con Dio, è che mi manca la potenza dello Spirito Santo di Dio. Che cosa devo fare? Pregare. Pregare. Romani 15,13. Or Dio della speranza vi riempia di ogni... che bello. O Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni... nella fede, affinché abbondiate nella... per la potenza dello Spirito Santo di Dio. Pastore, tu sei pentecostale oggi? No, non sono pentecostale. Eu sono un pastore che predico o Evangelho e che credo nella potenza dello Spirito Santo di Dio. E eu credo che lo Spirito Santo esiste e transforma una persona. E eu credo che lo Spirito Santo esiste e agisce e transforma una chiesa. Se questo è essere pentecostale, io sono. Se questo è essere battista, io sono. Io credo nella potenza dello Spirito Santo che transforma. Non esiste l'altra potenza che transforma un'altra persona che non sia lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la presenza di Dio vivo nella nostra vita, nel nostro cuore e nel nostro essere. È questo Spirito Santo che deve trovare spazio in noi. È questo Spirito Santo che deve fare dei grandi miracoli nella nostra vita. Quanti miracoli sono successi nel 2014? Quanti? Quanti miracoli? Quante cose sono state trasformate nella tua vita nel 2014 verso la conoscenza di Dio? Quanto di gioia e pace che Dio ti ha inserito nel tuo cuore in questo periodo, tramite la potenza dello Spirito Santo.
É questo Spirito Santo che deve fluire in noi, che deve agire in noi, che deve stare nella nostra vita e trasformando la nostra vita, il nostro essere. È questo Spirito Santo che deve manifestare la gloria di Dio. È la preghiera che mi insegna a capire il lavoro dello Spirito Santo nella mia vita e che collega la parola di Dio e questo Spirito Santo e trasforma la mia vita. È la preghiera. Ma se io non prego, non c'è potenza. Se io non prego, non c'è la conoscenza dello Spirito Santo. Se io non prego, non c'è la conoscenza della parola. Se io non prego, non riesco a collegare lo Spirito Santo e la parola e inserire nella mia vita e trasformare la mia vita. È la presenza e la potenza dello Spirito Santo con la preghiera. E perciò che noi dobbiamo vivere e avere un stile di vita di preghiera. La mia visione è la trasformazione della mia vita quando io prego. Perciò che abbiamo fatto quel momento dalle 9 fino alle 10:15 oggi qua, per pregare soltanto per noi, perché Caio ha bisogno di essere trasformato, Caio ha bisogno di essere guarito, Caio ha bisogno di un risveglio spirituale, Caio ha bisogno, io devo pregare per me, per sentire questa potenza dello Spirito Santo, per sentire la potenza della preghiera. Gesù aveva una vita di preghiera. E é melhor que Jesus era necessário? Era uomo. E lui aveva intimità com o Padre. Finiva um lavoro, Jesus se nascondeva, preghiera. Andava ao monte, preghiera. Se nascondeva degli altri, preghiera. Se Gesù faceva questo, che cosa io devo fare? Come è la tua vita di preghiera? Com'è? Se fosse um termômetro qua, em que ponto tu inseriva la tua vita? Cambiando. Como é a tua vida de preghiera come família? Se a vida de preghiera come família não existe transformazione nella potenza di Dio, potete concludere questa frase? Não existe. Se a vida de preghiera di família existe, sarà una famiglia trasformata nella potenza dello Spirito Santo di Dio. È la potenza dello Spirito Santo, è la potenza della preghiera, è la potenza del Signore che agisce nella nostra vita. Pregate, pregate. Come che eu posso vedere l'impossibile di Dio se eu não estou cercando la potenza di Dio? Como que eu posso vivere nel soprannaturale di Dio se eu não estou cercando nella potenza del soprannaturale di Dio? Eu não posso vivere una vita qua che finisce. E quais sono le mie esperienze di trasformazione di Dio? Quali sono le esperienze di trasformazione? Quali sono i miracoli di Dio nella mia vita? Io devo vivere nella preghiera e nello Spirito Santo. È questa potenza che trasforma. È interessante percepire che nella Bibbia troviamo tante predicazioni molto semplici, ma c'era la potenza dello Spirito Santo. Quando eu vedo nella Bíblia le predicazioni, Gesù predicando seduto, semplice, ma c'era lo Spirito Santo, c'era coerenza. Giona, com'era la predicazione di Giona? Chi si ricorda qua? E questa città sarà distrutta in poco tempo. Punto. Era questa predicazione. E camminò per tutta quella città e sarete... E che cosa succede in quella città? Tutti si ravvedono. La potenza della predicazione, la potenza della parola è la presenza dello Spirito Santo di Dio. Non c'è lode se non c'è lo Spirito Santo di Dio. Se non c'è predicazione se non c'è lo Spirito Santo di Dio. Non c'è preghiera se non c'è lo Spirito Santo di Dio. È lo Spirito Santo di Dio che mi fa vivere questa intimità con il Signore e vedere la potenza del Signore. È questo che trasforma, è la potenza che deve fluire e scorrere dentro di me. Giovanni 15, e questo testo per me è stupendo, dei miei testi favoriti della Bibbia. Giovanni 15. Io sono la vera vita, il Padre mio è vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, là lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia. È biblico, non è pastore Caio che dice. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata.
Dimorate in me. Che cosa è dimorare? Abitare. Che cosa è dimorare e abitare? Avere intimità, conoscenza piena, avere rapporto, intimità, vita piena. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non. Io só posso manifestare il frutto dello Spirito se io sto vivendo intimità com o Padre. Non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. E questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Cominciate a fare frutto do Spirito Santo, manifestare il frutto. Pace, amore, gioia, autocontrollo, temperanza, longanimità. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, adesso c'è una cosa stupenda. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ma per chiedere e sarà fatto, c'è un se. Tante volte, tutto che eu chiederò in preghiera succederà. Non è così. Se io dimoro con il Padre e il Padre dimora con me, adesso io ho intimità con il Padre e il Padre ha intimità con me e tutto quello che io chiedo in preghiera sarà fatto. C'è una condizione, c'è un presupposto, perciò è dimorare, è intimità, è conoscenza del Signore. In questo è glorificato il Padre mio. In che modo? Che portate molti frutti, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come osservate i comandamenti del Padre mio, dimoro nel suo comandamento. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia. È vita, è stile di vita, è dimorare, è abitare. Non è casa di Dio, non è un albergo che io vado di là, passo una notte e vado all'altra casa. È casa, è intimità, è presença, è preghiera. É quando eu dimoro com meu Padre dimora com me, eu ho una profonda intimità com o Padre, e adesso eu riesco a capire che cosa desidera mio Padre, e io comincio a fare le preghiera verso il Padre. E o segredo é questo, é presença e intimità com o Padre. E o segredo é questo, é presença e intimità com a presença do Espírito Santo. E o segredo é questo, avere intimità com o Padre. É dimorare, non è essere una notte in un albergo. Altrimenti noi possiamo fare qua una giornata in questo albergo, andare a casa. E dove ela dimora? É stupendo e maravilhoso quello che stiamo vivendo oggi, per favore. E dobbiamo continuare a fare. Ma non è solo questo. Domani eu devo continuare dimorando com meu Padre. Domani eu devo continuare a pregare. Dopo domani nel mio lavoro, no, è festa, no? Nell'altro giorno, quando ricomincio il mio lavoro, eu devo continuare a avere intimità com o Padre. Eu devo continuare a essere una persona giusta, coerente. Eu devo continuare a manifestare la santità del Padre. Eu devo continuare in questo modo. È questo senso di dimorare. Altrimenti è l'albergo di oggi e domani è l'altro stile di vita. Non è così. Io dimoro qua oggi, io dimoro domani, io continuo a dimorare con il Padre, io continuo a conoscere per esperienza la potenza della presenza di Dio nella mia vita e dello Spirito Santo che trasforma la mia vita. E adesso eu comincio a capire che cosa significa lo Spirito Santo nella mia vita. È la linfa, è quello che comincia a trasformare e pulire e cambiare o meu modo di essere. È la linfa che comincia a nutrire la mia vita. È la linfa, la presenza dello Spirito Santo di Dio. Tu ce l'hai. E fluisce nella tua vita. E c'è spazio nella tua vita. C'è spazio nella tua vita lo Spirito Santo.
E Dio trova spazio nel tuo cuore di fare una trasformazione profonda. È Lui. E quando verranno le prove, le tentazioni, le sofferenze, io resisto, perché ho intimità con Padre, perché io vivo nella potenza di Dio. Perché quando verranno le prove, le tentazioni, le difficoltà, se eu estou vivendo nella potenza di Dio, qual è il problema? Vieni. Ma se io sono debole, vieni. Io cado, io crollo. Ma se io sono in questa dimora, nella potenza dello Spirito Santo di Dio, io posso resistere. Io posso resistere. E Dio mi ha chiamato a resistere. E non per scappare, a resistere dal male e vincere. Perciò possono venire le prove, non c'è nessun problema. Perciò una vita nel soprannaturale con Dio, vivi questa esperienza. Tu sei una persona vitoriosa. Tu sei una persona com a vitória em Cristo Jesus. Tu puoi avere la coscienza tranquilla che tua vita è pulita in Cristo Gesù e tu stai crescendo in intimità con Cristo Gesù. Tu stai vivendo questa potenza di Dio e che non c'è nulla che può distruggere la tua vita. Vita di un cristiano è così. Noi non siamo religiosi, noi siamo cristiani che viviamo in questa potenza dello Spirito Santo di Dio. Pregare intimità è nuova esperiência com Dio, é vida no Espírito, é pienezza dello Spirito Santo. Efesini capítulo 8, não, 5, Efesini capítulo 5, essere pieno dello Spirito, salmeggiando, cantici spirituali, inni. La mia bocca è piena di cantici di grazia, di ringraziamento a mio Dio. La mia bocca è piena di ringraziamento. È questa la potenza di Dio. Una persona che adora, che canta, che loda o Signore, sta vivendo nella potenza di Dio. È quello che stava facendo Paulo e Sila. Che cosa facevano loro in prigione? Pregavano e cantavano. E Isa suonando di là e loro cantando. Stare in prigione con loro? No? Era Nicolas in prigione là suonando e Paulo e Silas cantando. Uau! Può darsi che un giorno succeda così? Amém. Pastor, não tanto, né? Amém. É bello. E como é bello quando stiamo vivendo dei conflitti, nós possiamo lodare Dio. Quando stiamo vivendo delle difficoltà, adorare Dio. Quando stiamo passando por um momento difficile, lodare Dio. Perché Lui è sovrano. È questa la potenza dello Spirito Santo. Altrimenti, se eu não estou vivendo a potência do Espírito Santo, vem o primo problema, eu me lamento. Segundo problema, la mia faccia si diventa un muso. Terzo problema, non riesco a gioire. Calma! Dove è la potenza dello Spirito Santo che trasforma? Può venire qualsiasi tempesta. Io sono sicuro do Signore. Quello famoso hino di Lutero, Castello Forte, come si dice in italiano? Roccia, forte roccia no Signore, io mi sento sicuro in questa roccia, niente mi abala. E Lutero stava passando por um momento duro e difficile, e ha scritto quello hino. Così quando noi passiamo per un momento difficile, tutto va bene con l'anima mia, no? L'anima mia va molto bene. Quando lui scrisse quella musica, la sua famiglia stava morendo, ma la mia anima tutto va bene. É capire la potenza dello Spirito Santo di Dio, é avere questa visione. Altrimenti eu non sono riuscito a entrare ancora nella casa del Signore e dimorare no Signore. Se eu não riesco a glorificare Dio nel momento difficile, eu estou abitando in un albergo, ma non dimorando com o Signore. É di là che io trovo la gioia nel momento difficile, perché o Signore è con me. È o Signore che prende cura della mia anima, non del mio corpo, della mia anima. Perciò che tutto va bene con l'anima mia. Quando Gesù arrivava davanti a una persona e diceva, tuoi peccati sono guariti, alzati, cammina. Quando Pietro e Paulo facevano la stessa cosa, quando noi possiamo fare la stessa cosa. Quando Gesù guardava le persone che lo hanno tradito, io ti amo. Pietro, vieni qua, preparo una grigliata per te, tu che mi hai tradito qualche giorno fa. Ma non importa, io ti perdono, cammino con te. É a potência do Espírito Santo. Paulo e Pietro, um grande litígio. Dopo Pietro scrive na segunda letra de Pietro, Paulo é precioso, é sádio. Paulo ha litigato com Giovanni e Marco e dopo scrive, Giovanni e Marco, vieni stare con me, tu sei prezioso.
è la potenza del perdono, è la potenza di camminare assieme, è la potenza dello Spirito Santo, è la potenza di dimorare con il Signore, è la potenza della guarigione della mia anima, è la potenza del Signore, è questa potenza che la preghiera mi insegna. Noi possiamo vivere allo stesso stile di Giovanni, di Paolo, di Pietro? Sì o no? 3 persone sì, e gli altri? Volete accettare Gesù come Salvatore, che lo Spirito Santo possa entrare nella tua vita adesso? È la potenza dello Spirito Santo, possiamo avere lo stesso atteggiamento di Paolo, di Pietro, di Giovanni, possiamo. E quando viviamo in questa potenza, i miei occhi si apriranno spiritualmente per capire. Apre i miei occhi, Signore, voglio vederti. La cosa straordinaria e soprannaturale è quando nós cominciamo a avere perseverança e manifestare a Dio em um mundo rebelde, em um mundo que não accetta a Dio. La grandezza che esiste, la potenza della mia vita, è quando eu posso confrontare questo mondo con i principi di Dio, nonostante esiste una opposizione. Ma io manifesto Cristo. Tu stai vivendo in questa potenza dello Spirito Santo? Tu stai vivendo nella potenza di essere guidato dallo Spirito Santo? Perciò che tu, io, la Chiesa, noi dobbiamo uscire di questa apatia, di questo mondo, di questo stile tiepido di essere, questo modo gradevole di essere uno agli altri. Ieri la suora mi ha inviato un messaggio di un pastore, no? Il pastore, ok, io ho pensato, subito è venuta l'immagine di Paolo, no? Io sono qua per gradire a Dio e quando sto vivendo la potenza di Dio, è Lui, è Lui. È Lui, è Lui. E nella potenza di Dio io manifesto Dio. Ma se eu não estou vivendo nella potenza di Dio, io manifesto io. Inserire una D cambia tutto na storia. Io o Dio. È questo che cambia la mia storia. Perciò che noi stiamo pregando. Ma non è pregando per avere un momento di preghiera. Pregando per avere un stile di preghiera. Pregando per avere un stile di digiunare, pregando per avere intimità con il Signore e avere il coraggio di inserire nella mia vita la potenza dello Spirito Santo. Avere il coraggio di inserire nella mia famiglia la potenza dello Spirito Santo. Io prego tantissimo su questo e continuo a dire, per favore, se volete vivere una vita in perfetta armonia con il Signore, inserisci nella tua casa Cristo, Dio, lo Spirito Santo e sua potenza. Pregate assieme con i tuoi, pregate con i tuoi figli, ma pregate ogni giorno. Stile non è un albergo, è dimorare in me, è dimorare con te. È questo che ci insegna Cristo. Amen, Chiesa? Preghiamo. Preghiamo. Dio può muoversi in noi. Dio vuole muoversi nella nostra vita. O Spirito Santo può fluire in noi, è questa linfa, agire, nutrire, purificare. Tu stai dimorando com Cristo. Em Apocalipse 3:20 afirma que Cristo está bussando alla porta. E quella porta não é de um não credente, é de um credente. Porque está falando com a Chiesa. Cristo está bussando alla tua porta per dimorare con te. Apre o tuo cuore. Può darsi che tu conosci Cristo, lo Spirito Santo, ma è tanta teoria, ma un stile di preghiera di dimora tu non hai vissuto ancora. Confessa a Cristo che la dimora non esiste.
che tu vuoi dimorare con Lui. E aprire la porta del tuo cuore a Cristo che sta bussando. Se Cristo sta bussando alla porta del tuo cuore e tu vuoi aprire, io ti sfido in questo momento a alzarti, stare in piedi e dimostrando così in piedi, la porta del mio cuore è aperta, che tu possa entrare e abitare nella mia vita e nella mia casa, per fare dimora. Se tu vuoi aprire la porta, e che Cristo vuole veramente apra il tuo cuore e che Cristo possa abitare nella tua vita e dimorare con te. Che nella tua casa Cristo possa abitare, trovare dimora. Se c'è qualcuno in piedi intorno a te, abbraccia, prende la mano e dica che stiamo assieme. Stiamo assieme. Nosso Padre, tante volte noi abbiamo creato un stile molto religioso. Venire in chiesa, pregare, ritornare a casa. Venire in chiesa, cantare, leggere, studiare, ascoltare un messaggio e tornare a casa. Ma si diventa molto religioso. Io chiedo perdono per questo, Padre. Ma che possa diventare un stile di vita, di che anche venire domenica, adorarti con stile diverso, pregare, ascoltare, leggere, cantare, ma ritornare a casa con lo stesso stile. E che la mia casa, Cristo sia il Signore. La mia casa, la mia vita, Cristo possa trovare dimora. Lui sta bussando la porta, Lui non vuole spaccare questa porta. Sono io che devo aprire. Io conosco quello Cristo che bussa, io conosco. E che possa entrare nella mia vita e trovare dimora. E avere intimità, stare con me. Io ti ringrazio per questo gruppo di persone che hanno fatto questo passo di stare in piedi, di aprire il cuore a te, alla tua promessa di entrare, oh Padre, e fare dimora. Fa e trasforma, cambia, e cominciando con la mia vita qua. E la vita di tutti che sono in piedi. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vi benedica nella potenza dello Spirito Santo. Amém, Senhor. Amém. Vita di preghiera e entrare in questa volontà del Padre. Noi staremo celebrando adesso la cena del Signore. E celebrare la cena del Signore è trasformare questo momento in modo molto personale. Il sangue e il pane. Il calice è ricordare il corpo è Cristo nella mia vita, è la potenza. E staremo celebrando la cena adesso. E tu puoi prendere il calice, tu puoi prendere il pane e ringraziare al nostro Dio e ricordare quello che ha fatto nella tua storia. E la Bibbia dice che l'uomo deve esaminare che sia il grande momento di un altro esame della mia vita. Staremo adesso celebrando. Così se tu credi in Gesù come Signore e Salvatore della tua vita, tu sei invitato a partecipare. Quelli che devono invitarmi, per favore, potete venire?
Sì. Qualcun altro? E lui ha pregato tanto, ma è arrivato fino alla croce perché ti amo. Mangiamo adesso. E Stefano dopo può pregare con noi ringraziando per questo.
sei morto nella croce, utopia del mondo, scandalo per tanti, però per chi crede è motivo di salvezza, di salvezza e di fede, Signore. Grazie perché veramente sento nel mio cuore la gioia di appartenerti. E tu mandami, Signore, come tuo servitore, secondo la tua volontà, a fare ciò che tu veramente desideri per me, per essere veramente grazie ai tuoi occhi, nel nome tuo, nel nome del Signore Gesù. Amen. Amém, Senhor. Prendete o cálice e possiamo ricordare il sangue che ci ha purificato di tutti i nostri peccati. Come stiamo vivendo questo momento di preghiera, condividi il tuo cálice con l'altra persona, ma con una parola dolce di benedizione, una parola mi aiuta in questa crescita, mi aiuta in questa intimità con il Signore, ma che tu possa condividere con qualcuno e dire io ho bisogno di te, perché siamo popolo e possiamo bere assieme in questo momento. Condividi con qualcuno, dimostrando che tu hai bisogno di qualcuno. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Amen. Beviamo insieme. Grazie, oh Padre, per questo momento. Celebrare la cena. Ricordare Cristo. E ricordare l'amore. Ricordare che possiamo avere questa intimità con te. Ricordare che possiamo camminare con te. Ricordare che possiamo vivere con te. Perché c'è un sangue che ci hai purificato, mi ha purificato di ogni peccato. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi in questo momento? E lodare e cantare. I discepoli hanno fatto così. Dopo la cena hanno cantato. Sono andati a un monte, ok? Per cantare e lodare. Ma possiamo... Sì. Sarà chiamato una casa di? Vedo che la vittoria del Signore. E la vittoria sia nella nostra vita, e questa casa sia anche la mia vita. Non è solo la Chiesa, ma questa mia vita. Perciò un momento di offerta, un momento di consacrazione delle decima e intimità con il Signore. Possiamo consacrare la nostra vita soprattutto, ma anche i beni che Dio ci ha donato. Cantiamo, lodiamo il nostro Dio e offriamo le decime e offerte. Cantiamo questa musica. Vedo che la vittoria del Signore sta arrivando in mezzo a noi, ma soprattutto nella mia vita. Cantiamo?